4 anni al via sulla distanza del miglio, Bresta dei Venti, Bandinelli Rec, Baldur, Logan GMG, Billy Leo in prima fila, Benvenuta DL, Bob Digan e Bella di Notte GV in seconda. Bresta dei Venti si getta di galoppo dopo aver cercato di assumere l'iniziativa ed è così numero 1 Brezza dei Bulegan Venti GMG che va a condurre squalificato. mentre parte forte ma poi sbaglia Bella di Notte e così al Numero comando si porta 10 Baldur. Bella di Notte GV Partito squalificato. con cautela invece Bandinelli Rec, Baldur dunque nuovo leader dopo 200 metri, molto tranquilli, molto condizionati dagli errori di diversi concorrenti. In seconda posizione invece figura Bulegan GMG che precede Billy Leo, mentre più indietro Bandinelli Rec cerca di ricongiungersi. Subito out quindi la favorita Bresta dei Venti con un errore proprio al paletto rosso del traguardo, dopo che era scattata bene dietro la macchina. Ne ha approfittato Emanuele Matteini con Baldur per portarsi a condurre. Vediamo intanto che Billy Leo accenna a muovere all'esterno, anticipando Bandinelli Rec. Gruppetto di testa è composto anche da Benvenuta DL che chiude il pelotoncino di testa in quinta posizione dopo un mezzo miglio in 1.5 abbondante. Avanza al largo dunque Billy Leo, si trascina Bandinelli Rec e va ora su Baldur che accelera a 400 dalla conclusione. Baldur in vantaggio. Numero Billy 8 Leo che Bob si Digan squalificato. impegna all'esterno, Bandinelli Rec che lo buca all'interno invece. E siamo sulla curva conclusiva, a metà della quale sempre in vantaggio Baldur numero nei confronti 5 di Billy Bandinelli Leo Rec. Ha sbagliato anche Billy Leo, retta d'arrivo con Baldur in vantaggio, Bandinelli Rec che prova ad avvicinarlo, Baldur ancora una lunghezza e mezzo di vantaggio, Bandinelli si avvicina nel finale, Baldur ancora a buon margine, Bandinelli guadagna ma il palo è vicino ed è Baldur che vince su Bandinelli Rec, mentre al terzo conclude Benvenuta DL, 1.18.4, 31 a chiudere. Baldur Emanuele Matteini a segno quindi in questa quarta corsa, mentre chiude molto bene Bandinelli Rec che guadagna sensibilmente nel finale, ma non può che essere secondo, mentre al terzo chiude Benvenuta DL, 3-2-7, l'ordine d'arrivo della quarta arcoveggio.